Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Non solo partecipazione istituzionale oggi, credo anche a nome del Presidente Giancarlo Galan di ringraziare per la bella opportunità di essere qui oggi e quindi non solo una partecipazione, dicevo, ma sicuramente anche una sentita adesione ideale, riuniti poi in questo luogo direi quasi magico dell'Ateneo Patavino è un significato, un sentimento che ha un valore ancora più grande. Dicevo sentita adesione ideale, perché i temi dei diritti umani, che certamente si declinano in moltissimi aspetti di valenza non solo politica, ma giuridica, sociale, culturale e anche economica, sono prima di tutto strettamente intessuti con il valore essenziale della dignità della persona. E gli interventi che mi hanno preceduto lo hanno sottolineato in maniera molto autorevole. E quindi la dignità della persona va intesa per un verso come centralità ed essenzialità dei suoi bisogni, delle sue aspettative, ma per un altro verso proprio anche, a mio avviso, come chiave di volta per l'attuazione di politiche ad ogni livello di governo, fondato sulla giustizia, sulla democrazia, sulla libertà, che non sono parole che le istituzioni usano e forse a volte le sentiamo anche abusate. In questo caso le istituzioni le usano perché vi credono fino in fondo. Ma mutando leggermente anche la colazione di lettura, potremmo quasi dire che l'ancoraggio di un ordinamento politico ai diritti fondamentali della persona garantisce a tutti, a ciascun individuo, l'opportunità di essere parte attiva di una società che è sempre più complessa e che proprio per questo necessariamente va affrontata con una capacità di riflessione, di visione ampia e approfondita, esattamente come stiamo facendo anche oggi. Ed è davvero importante che questo 60° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e dell'Uomo, e quindi l'anno internazionale dei diritti umani che si apre oggi, siano anche per noi occasione proprio per rinnovare il nostro impegno a favore dei diritti umani. Chi come noi oggi qui rappresenta le istituzioni ha un dovere in più, quello di fare un bilancio dell'ampiezza e dell'efficacia della propria azione in questo settore e anche la capacità proprio degli attori istituzionali di coinvolgere il territorio su questi temi e anche ovviamente di calibrare di conseguenza il proprio impegno rinnovato sin da oggi di quanto tutto ciò sia effettivamente efficace. Per quanto riguarda la nostra regione, dal nostro osservatorio, noi vediamo che vi è una sensibilità risalente, ogni giorno più importante e radicata, molto radicata rispetto alle iniziative di promozione dei diritti umani e anche delle pari opportunità. Nelle scuole, nelle associazioni, negli enti locali, noi assistiamo mese dopo mese a una sensibilità che cresce in termini di progetti, in termini di proposte, di suggerimenti. Quindi in termini di un interesse che è maggiore e che probabilmente è una necessità proprio per la nostra società. Io credo che la cultura dei diritti umani deve sempre diventare maggiormente un concetto che proprio permea di sé tutti gli ambiti di intervento di noi come attori pubblici. Ogni politica di settore deve in primo luogo essere progettata e quindi poi ovviamente attuata, monitorata e valutata, avendo a cuore la necessità di garantire i diritti fondamentali delle persone che ne subiscono gli effetti diretti e indiretti. Quindi ne vale la pena di riflettere, a volte non sono effetti diretti che percepiamo subito, bisogna con riflessione rendersi conto anche di quelli che sono gli effetti indiretti. E questo lo possiamo fare se ne abbiamo una visione ampia, se ne abbiamo una visione fatta anche con un pezzo di cuore, non solo con la mente istituzionale. Un esempio di buona pratica che vede la nostra regione in posizione di assoluta innovazione rispetto alle altre è l'elaborazione annuale del bilancio sociale. È uno strumento importante che affianca e integra i tradizionali documenti di bilancio. Prima il professor Battista faceva riferimento proprio alla volontà e alla necessità di accorciare le distanze tra le istituzioni e la società in maniera trasparente, in maniera condivisa. Ecco, il bilancio sociale è esattamente questo, uno strumento assolutamente trasparente
che cerca quotidianamente di riuscire a dialogare con i nostri cittadini, cercando appunto di renderli consapevoli del valore aggiunto di cui le politiche regionali sono portatrici. Quest'anno poi, essendo l'anno europeo delle pari opportunità, il bilancio sociale avrà un focus proprio dedicato a questa materia, le pari opportunità. E quindi per noi non solo come regione, non solo come politici, ma per noi come persone, come esseri umani, è proprio logica conseguenza garantire a tutti pari opportunità, significa garantire a tutti i propri fondamentali diritti. Come vedete, la prospettiva dei diritti può essere utilizzata e coniugata anche in ambiti che possono sembrare apparentemente lontani, come quelli del bilancio che vi dicevo prima. Ma questo è proprio per testimoniare come il capitale umano e la centralità della persona umana siano fondamentali nella nostra azione anche di governo. Quindi centralità della persona, centralità del suo legame con il territorio e con la comunità. La prospettiva dei diritti umani infatti è quella che consente di valorizzare l'identità dell'individuo e del territorio e al tempo stesso di aprirsi al mondo, come ci è chiesto quotidianamente, a prospettive globali, entro codici e comportamenti condivisi proprio perché basati su valori e norme che hanno carattere universale. Peraltro sarà questo anche una delle linee principali di azione dell'iniziativa del dialogo interculturale di cui l'Unione Europea ha deciso di dedicare proprio il 2008 e rispetto al quale già molti importanti elaborati e contributi progettuali e scientifici ci sono stati forniti dal Centro di Ricerca e Servizi sui diritti della persona e dei popoli dell'Università di Padova. E io colgo l'occasione per ringraziare il professor Papisca e i suoi collaboratori per la costante guida, non solo scientifica ma anche, se mi consentite il termine, affettuosa, con cui affianca e suggerisce il ruolo della Regione, il lavoro della Regione. E credo che la giornata di oggi sia anche il giusto coronamento a un lavoro di anni e un riconoscimento per un lavoro che ci ha portato ad essere Regione capofila in materia di diritti umani, proprio per il contributo che viene dal nostro territorio stesso, dalle tante associazioni, da noi come cittadini di questa Regione, convinti proprio di come prima il professor Papisca diceva, Pax Tibi sia nel nostro DNA, che sia assolutamente la nostra guida spirituale di tutti i giorni. E quindi io credo che giornate come queste siano di grande valore, di grande significato. Prima il nostro Presidente del Consiglio nominava la legge numero 55, una legge che a noi ormai sembra conosciuta, scontata, ma ancora oggi è una legge di grandissima modernità e soprattutto di grande esempio, non solo per molte regioni d'Italia, ma anche per molte regioni d'Europa, perché tiene insieme la cooperazione e i diritti umani, la cooperazione allo sviluppo insieme alla promozione dei diritti umani. Questa non è una lettura così scontata come magari a noi sembra vedendola tutti i giorni. Infatti noi riteniamo che la crescita economica non debba essere assolutamente fine a se stessa, ma debba servire al miglioramento complessivo della qualità della vita, di quella stessa vita che poi noi garantiamo alle future generazioni. Quindi crescere nella sensibilità dei diritti, sul tema dei diritti, non solo con una proiezione interna, ma anche europea e internazionale. E questo significa per l'intera comunità veneta, per tutti noi, non solo cittadini del Veneto, ma per tutti coloro che abitano sul nostro territorio, attrezzarsi per affrontare in maniera adeguata le dinamiche globali, dinamiche alle quali siamo chiamati ogni giorno di più perché sono sempre più complesse e sempre più interdipendenti, delle quali dobbiamo dimostrarci capaci di cogliere tutte le opportunità. Io mi auguro dunque, e in questo so di poter esprimere anche il pensiero e il sentimento del Presidente Galan, io mi auguro che la giornata di oggi rappresenti un proficuo inizio di un anno che vedrà tutti gli organi regionali saldamente impegnati per i diritti umani, per la prospettiva di un costruttivo impegno comune. Questa sarà senza dubbio anche la mia prospettiva di lavoro. Grazie.